Parlare onorevole Di Battista. Tanti auguri scomodi a chi è entrato in Parlamento parlando del taglio degli F-35 e poi vota a favore del programma per gli F-35, a chi non si vergogna di scegliere Denis Verdini, 4 volte rinviato a giudizio, 2 per corruzione, per riformare la Costituzione. Tanti auguri scomodi a chi pensa ancora oggi, nel 2014, che l'unico modo per risolvere i conflitti nel mondo, in Iraq, in Siria o in Afghanistan, sia bombardare. Tanti auguri scomodi a chi ha abbassato le pene sul reato di scambio politico-mafioso. Tanti auguri scomodi a chi parla di Olimpiadi di Roma 2024 per cancellare dalle teste di tanti italiani lo scandalo di Mafia Capitale. Tanti auguri scomodi a chi guadagna 15.000, 16.000, 20.000 euro al mese e non prova la soddisfazione di tagliarsi lo stipendio e di restituirlo ai legittimi proprietari cittadini. Tanti auguri scomodi a chi si vende al sistema, anche tra le file del Movimento 5 Stelle. Ma anche tanti auguri di cuore a chi non si vende al sistema tra le file del Movimento 5 Stelle e non si venderà mai al sistema, a chi non molla, a chi crede che questo Paese si possa costruire sulla base della sovranità alimentare, energetica, dell'informazione, politica e sovranità monetaria, al giudice Di Matteo e ai PM di Palermo che lottano contro la mafia nell'assoluto silenzio delle istituzioni e insistono nel parlare di trattativa Stato-mafia in un'Italia che vuole nasconderlo, ai comici che sono stati così folli da far entrare qui in Parlamento decine e decine di deputati che neanche conoscevano e persone che non avevano nessun potere alle spalle. Tanti auguri ai miei fantastici colleghi con i quali condividiamo tante battaglie e a chi pensa, Presidente, che l'onestà tornerà di moda. Grazie. A lei è iscritta a parlare.